Nicole Kidman torna al cinema con The Northman, l'epica del popolo vichingo, in un film spettacolare tra azione e faide familiari. Alfredo Ranavolo. Ti vendicherò, padre. Ti salverò, madre. Ti ucciderò, Fjolnir. Immaginate un Amleto in epoca vichinga, tra paesaggi mozzafiato, combattimenti all'ultimo sangue e l'epica di un popolo che continua ad affascinare Hollywood. Questo è The Northman. Hamlet, il nome del protagonista, cercherà vendetta per l'uccisione del padre. In una storia fatta per lo più di uomini, fondamentali due ruoli femminili. Il primo è di Nicole Kidman, regina Gudrun, madre di Hamlet, che esalta il regista Robert Eggers. Era davvero come fare un salto all'indietro, in quella realtà, il villaggio, la ricerca, tutto il lavoro che ci ha messo. E poi c'è Anya Taylor-Joy. Smessi i panni della regina degli scacchi, alla premiere hollywoodiana si è presentata in abito lungo bianco e vistosa collana d'oro, mise assai diversa da quelle utilizzate nel film. Il mio abito di scena erano 3 tipi differenti di sacchi di patate, ma sacchi di patate basati su scrupolose ricerche storiche. Erano davvero incredibili. E finisce così questa edizione del TG1 che